6 mesi di sperimentazione con 2 agenti per ogni turno di servizio. Comincerà a breve la formazione per 2 settimane degli operatori della polizia locale per l'utilizzo del taser, i dispositivi a conduzione elettrica che serviranno a gestire le situazioni critiche. Ad annunciarlo il comando insieme a quello di Udine e le società che forniranno le dotazioni. L'adozione di questi dispositivi è stata fortemente voluta dal Comune di Venezia, ha spiegato il comandante della Polizia Municipale Marco Agostini, con il duplice intento di fornire agli operatori uno strumento di protezione per la gestione delle situazioni critiche e aumentarne l'impatto sulla sicurezza pubblica, grazie all'alto potere dissuasivo di queste armi. L'utilizzo dei dispositivi è previsto in abbinamento con le videocamere indossabili che si attivano automaticamente quando l'arma viene estratta dalla fondina e che, oltre alla valenza probatoria, permettono un feedback sulle situazioni di utilizzo e l'analisi delle condotte adottate al fine di migliorarle.